Siamo in compagnia di Carlo Bertinato, allenatore del Trissino femminile, vittoria contro l'Hockey Club Emilia, 10 punti al termine del girone d'andata per la formazione bluceleste, un campionato che sta proseguendo molto bene per voi. Sì, abbiamo cominciato bene a Matera, nel senso abbiamo pareggiato 2-2, una bella partita tosta. L'unica pecca è che abbiamo perso in casa 3-1 col Valdagno, che ci è costata, a stasera ci è costata la finale di Coppa Italia, però va bene, abbiamo fatto la partita noi anche là, però vabbè, dopo è gol quando la pallina entra in porta. Però adesso stiamo su un bel momento, stiamo facendo bene anche in Under 17, siamo lì per andare a fare le finali anche là, quindi è un bel momento per noi adesso. Ecco, vittoria oggi contro l'Hockey Club Emilia, che partita è stata? Ma sicuramente è stata una partita, per fortuna l'abbiamo sbloccata subito con la partenza, perché sennò veniva un po' complicata, perché giocavano un po' chiuse e noi con le squadre che giocano un po' chiuse andiamo un po' in difficoltà, perché dobbiamo imparare a gestire bene la pallina. Adesso girone di ritorno, altre 5 partite per voi, poi dopo c'è il sogno ovviamente di arrivare a quel tricolore, però un Trissino che sembra vicino, può farcela. Sì, stiamo lavorando per far crescere queste ragazze, abbiamo scelto di fare la Champions anche per questa cosa qua, non è una cosa scontata per una società come la nostra, però è un investimento che stiamo facendo anche per il futuro. Grazie a Carlo Bertinato, in bocca al lupo per il proseguimento dell'Hockey Trissino. Grazie mille a voi e buona serata.